Buongiorno e ben ritrovati al TG Flash. Vediamo quali sono le prime notizie della giornata. Parliamo ancora dello stabilimento fascista a Sottomarina. Ieri abbiamo intervistato un esponente del Movimento Italia Sociale, Gianluca De Ghenghi. Oggi è stato il turno del consigliere comunale Sandro Pupillo. Vediamo il servizio. Ho fatto una piccola riflessione su quello che sono, secondo me, delle problematiche che stanno emergendo sempre di più in questo momento storico e che vanno in qualche modo fermate, e in questo senso le istituzioni non devono mancare di coraggio. Io credo che una persona, finché esibisce scritte in cui dice disciplina, ordine, pulizia, va benissimo, perché anch'io sono per l'ordine, per la disciplina e la pulizia. Ma quando vedo il busto, l'effigie di Mussolini, richiami a un orribile passato, l'immagine in cui c'è la camera a gas, lui che parla e che dice che per esempio il problema della tossicodipendenza va eliminato con lo sterminio dei tossicodipendenti, quando dice che per appunto ordine, disciplina, pulizia l'unico modo è tornare al fascismo, allora non ci sto e non mi va bene che venga ridotto a qualcosa di folcloristico o di una persona simpatica che dimostra in questo modo il suo amore per il fascismo. Oggi molti dei fenomeni di propaganda fascista, nazista, eccetera, eccetera, avvengono in rete. Per esempio c'è uno studio condotto dall'ANPI che dice che quasi ad oggi in Italia su Facebook sono quasi 4.000 le pagine inneggianti al fascismo, di cui almeno un quarto in totale contrasto con la legge Scelba, per cui sarebbero punibili e sanzionabili. Questo non avviene, consideriamo che ogni mese ci sono 30-40 pagine che si formano, quindi non stiamo parlando di numeri bassi. E queste cose vanno assolutamente fermate. Prenderanno il via martedì 18 luglio i lavori di realizzazione del nuovo impianto di illuminazione in via Fratelli Bandiera, tra la rotatoria di viale Rodolfi e quella con viale Astichello. I lavori dureranno circa 30 giorni, salvo imprevisti o rallentamenti dovuti al maltempo. Per consentire l'intervento sarà introdotto un restringimento di careggiata. In sostituzione del vecchio impianto saranno realizzate nuove linee di alimentazione elettrica e saranno installati 7 nuovi pali per l'illuminazione a LED. Ora un piccolo break pubblicitario. Vicenza Più Freedom Club. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 euro a trimestre aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom Club. Giochi di una volta. Un'originale idea regalo. Un viaggio nel tempo per incontrare un passato che diventa un patrimonio indimenticabile. Il recupero dei giochi tradizionali rappresenta per alcuni il ricordo e per altri la riscoperta della propria storia. Scalon, Fionda, Porcola, Sercion sono solo alcuni dei numerosi passatempi raccolti nel DVD Giochi di una volta, caratterizzato da un insieme di testimonianze da consegnare alle generazioni future e da spiegazioni pratiche per provare a portare i giochi passati nel nostro presente. Il DVD Giochi di una volta lo puoi acquistare al prezzo di 12 euro. Acquista subito su Amazon o presso la nostra redazione in Viale Milano 31. Per altre informazioni vai sul sito vicenzapiù.com o telefona allo 0444 142 99 15. Parliamo ora di sicurezza stradale. Pronti 5 progetti per proteggere i pedoni e ridurre gli incidenti in città.
Rotatoria tra Viale Diaz e Viale Ferrarin, incrocio tra Viale Anconetta e Stradone Nicolosi, attraversamento pedonale lungo la Postumia e in Via del Commercio, curve di strada Sant'Antonino, tutti luoghi teatro di incidenti stradali ricorrenti, da semplici sbandamenti fino a investimenti dagli effetti tragici. A breve, come annunciato dall'assessore alla progettazione e sostenibilità urbana Antonio Dalla Pozza, l'amministrazione comunale sarà pronta ad intervenire con lavori di messa in sicurezza puntuali, studiati nel dettaglio, caso per caso, grazie a uno stanziamento complessivo di circa 170.000 euro. Tra gli altri interventi giunti alla fase della progettazione esecutiva, quello alla rotatoria tra Viale Diaz e Viale Ferrarin punterà invece a risolvere il problema di continui quanto pericolosi abbattimenti delle transenne parapedonali e a volte anche della retrostante recinzione privata da parte di automobilisti che imboccano l'anello a velocità troppo elevata. Anche l'incrocio tra Viale Anconetta e Stradoni Nicolosi, l'isola salvagente decisamente utile a chi attraversa, ma periodicamente centrata da automobilisti distratti, sarà opportunamente rifatta e segnalata d'occhi di gatto e LED lampeggianti con pannello solare integrato. Anche il percorso ciclopedonale in corrispondenza dell'incrocio sarà messo in sicurezza con una doppia cordonata in calcestruzzo, mentre i rallentatori ottici andranno ad integrare la segnaletica orizzontale. In Via del Commercio, nel tratto a senso unico prima della curva a gomito su Viale della Scienza, sarà invece ripristinata la pavimentazione stradale, saranno installati un segnale di curva pericolosa lampeggiante e occhi di gatto e l'attraversamento pedonale riposizionato sul fronte della caffetteria verrà illuminato e opportunamente segnalato. Infine, lungo strada Sant'Antonino, a sua volta teatro di pericolosi sbandamenti e sfondamenti di recinzioni private, tra Viale del Verme e la prima rotatoria, per far maggiormente percepire il tracciato curvilineo, in particolare nelle ore notturne, saranno installati una nuova segnaletica verticale con una lanterna lampeggiante, occhi di gatto lungo il margine della careggiata, dissuasori flessibili catarifrangenti. Proseguono le disinfestazioni dalla zanzara tigre nei cimiteri. Per consentire tali interventi, i cimiteri di Bertesina, Casale e Settecà rimarranno chiusi al pubblico martedì 18 luglio, mentre il cimitero maggiore non sarà accessibile giovedì 20 luglio. In caso di maltempo, gli interventi saranno rinviati. Questa era l'ultima notizia per questa edizione, io vi do appuntamento all'edizione serale delle 18 e vi ringrazio per averci seguito. Arrivederci. Quello che dovevi sapere sulla Banca Popolare di Vicenza, Vicenza Più lo ha scritto, da sempre. Acquista subito il libro Vicenza, la città sbancata su Amazon, nelle migliori librerie ed edicole o presso la nostra redazione in Viale Milano 31. A soli 12 euro, la seconda edizione arricchita di consigli su come recuperare soldi e tranquillità, disponibile anche come ebook. Per altre informazioni vai sul sito vicenzapiù.com o telefona allo 0444 142 99 15. Con Vicenza Più, nessuno ti sbanca più. Se leggi Vicenza, la città sbancata. ROI, la fondazione demolita. Il marchese Giuseppe Roi la volle per il Chiericati. Zonin ci ha comprato azioni della Popolare e l'ex Cinema Corso. L'autore di Vicenza, la città sbancata, firma ora ROI, la fondazione demolita. L'ebook a 3,99 € e il libro a 12 euro li trovi su shop.vicenzapiù.com e Amazon, in libreria, nelle migliori edicole e presso la nostra redazione di Viale Milano 31. ROI, la fondazione demolita. La cupola, se la conosci, la demolisci.